Il saluto Ave Cesare lo avrai già sentito, ma cosa sai di Cesare, anzi per la precisione di Caio Giulio Cesare? Io qualcosa su di lui te la posso dire. Allora, Cesare da giovane ha una brillante carriera nell'esercito fino al grado di generale conquistato in Spagna. Di nuovo a Roma Cesare diventa console. Con Crasso e Pompeo forma il cosiddetto primo triumvirato, ovvero un governo a tre. In Gallia Cesare ottiene grandi successi, assoggetta tutta la regione in 5 anni e conquista anche una parte della Britannia. A questo punto esplode la grande rivalità con Pompeo, che militava in uno schieramento politico opposto al suo. Nel frattempo Crasso muore combattendo contro i Parti e Cesare torna a Roma a capo del suo esercito, passando il fiume Rubicone. Pompeo fugge da Roma, inizia così la guerra civile, vinta da Cesare a Farsalo nel 48 a.C. Dopo aver subito altre sconfitte, Pompeo viene assassinato. Al termine della guerra civile Cesare è a Roma, al potere, e tutto sembra andare bene. Ma alle Idi di marzo del 44 a.C., ricordati bene questa data, 44 a.C., dopo un complotto a cui non è estraneo neanche il suo figlioccio Bruto, Cesare viene ucciso con 23 pugnalate in Senato. Aveva 63 anni. Ah, dimenticavo, Cesare non è stato solo un politico e un condottiero, ma anche un grande scrittore. Le sue opere, De Bello Gallico e De Bello Civile, sono ancora studiate a scuola. Hai capito? Beh, se non hai capito, ripassa da qui, ripassa da noi.